Eccoci qui, ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale di Virus101, bentornati, bentornati, bentornati. Come sempre fatemi sapere se l'audio va bene, ho spostato un po' il microfono, ogni tanto sapete durante le dirette vado a riconfigurare un po' di cose, come per esempio la rete, perché non so perché dopo aver configurato tutto perfettamente l'altra volta, dopo tutti i problemi che ho avuto, quegli stessi problemi si sono ripresentati ora, adesso ho riconfigurato tutto di nuovo e vabbè, vabbè, e adesso vedo anche un attimo l'audio del desktop impiantato, quindi penso non stiate... lo sentite il volume di gioco? Sì, ok. Adesso le barrette sono partite. Perfetto, andiamo un attimo a funzionare. Non vedo perdita di fotogrammi, vedo un bitrate abbastanza stabile. Ho dovuto impostare un bitrate variabile e altre varie cose perché sembra quasi che, non lo so, vabbè, sapete i problemi di connessione che ci affliggono da sempre sono sempre quelli purtroppo più o meno, quindi alla fine non ci posso fare granché. Comunque, dai, dopo un tot che non tornavo in diretta, finalmente sono riuscito a ritagliarmi un po' di tempo per tornare in diretta e per finire finalmente sta menata di Vision. Che cos'è Vision? È l'ultimo dei leggendari che ci mancano. Un attimo che esco dalla squadra che ero prima mentre stavo facendo un test. E è l'ultimo dei leggendari che ci manca. Ciao Andrea, bentornato in canale. Allora, sì, ciao anche a te, Elena, grazie ovviamente per essere sempre presente durante le dirette. Allora, a questo punto andiamo a vedere com'è la nostra situazione equipaggiamenti. Qui vediamo tutta la nostra bella solita armatura da PvP, qui nostre belle armi assolutamente ascended o comunque esotiche, non impazzirò a fare le armi ascended a meno che forse proprio una, ma le armi leggendarie, a meno che forse non proprio una. Per il momento userò quelle ascended. Per il resto, come amuleti, come abbiamo visto, abbiamo la Infinitum, fatto illo tempore fa, l'Aurora, il primo leggendario che ho fatto, e me ne sono pentito tantissimo perché avrei dovuto farlo decisamente dopo, ma non importa. Il Prismatic Champions Regalia, perché ovviamente il gioco ce lo regala gratis, e quindi perché non farlo? E i due Conflux già fatti e visti praticamente nella puntata precedente. Il crafting del primo dei Conflux, il secondo è praticamente la stessa cosa, quindi non sono stato lì a rivederlo. Avrei potuto fare un Coalescence, ma mi richiedeva veramente troppo impegno in PvP, scusate, in PvE, tipo fare 100 raid e cose del genere, non ho assolutamente voglia di. Sappiate che qualsiasi leggendario mettete funziona come in qualsiasi altro leggendario là. Eventualmente avete un effetto grafico dei pixel colorati in modo diverso. Ecco, l'unica cosa che mi sento dire è che sinceramente ArenaNet, quando tira fuori l'effetto del doppio conflux, potevano metterne uno qui e uno qui come coale, nel senso se uno a destra e uno a sinistra fai la stessa cosa anche con i conflux. Vedete, tante piccole cose, tanti piccoli dettagli che ArenaNet non ha mai sistemato e mai sistemerà in vita sua, e dopo ne parleremo anche del perché nella descrizione del canale dirò che ho detto che questo è uno degli ultimi video che ho deciso di dedicare fondamentalmente a Guild Wars 2. Per il resto andiamo avanti un attimo con le nostre cose, quindi abbiamo il nostro PG con le pallette, andiamo a mettergli l'ultima palletta sulla testa, perché di questo si tratta. Cosa dobbiamo andare a fare? Cosa dobbiamo andare a fare? Oh, un attimo vado a prendermi la wiki con la U, dove cavolaccio è finita? Dove cavolaccio è finita? Eccola qua. Ok. Allora, fondamentalmente questo è tutto quello che dovrò fare questa sera, ok, questo è tutto il crafting che devo fare per arrivare a ottenere finalmente anche l'ultimo dei leggendari. Perché dico questa cosa? Perché potrei andare avanti anche con gli ascended, non è che cambia granché, però effettivamente avere la possibilità di cambiare le statistiche al volo ha sempre la sua cosa. Sì, Lena, facete allucinate, perché è allucinante, corretta l'emoticon che hai usato, è allucinante fare i leggendari dentro Guild Wars 2. Diciamo che non è una cosa difficile, è semplicemente una cosa lungherrima. Allora, questo è il Mystic Tribute, ok. Prima cosa che andremo a fare, speravo di farlo off camera ma non ce l'ho fatta, quindi andremo a costruirlo come l'altra volta, quindi non è la prima volta che lo facciamo per l'ennesima volta. Il Mystic Tribute richiede tante cose, tipo 2 Gift of Condensed Might, 2 Gift of Condensed Magic, 77 Mystic Clover, 250 Mystic Coin. Non lo farò mai, sì, ti capisco, e tra un po' ti farò vedere anche perché non lo farai mai, perché queste cose fondamentalmente gold che buttate
andate al trading post per comprare i materiali, come si vede bene la penna, ok, bella rossa, comunque dicevo, è fondamentalmente gold che buttate in materiali, perché vedete qui, show base ingredients, e questo show base ingredients, quindi vediamo un attimo i costi del singolo pezzo, dobbiamo farne due, quindi sono 123 gold per 2, facciamo conto 124 gold per 2 sono 248, 250 gold per questo e 131 sono un altri circa 250 gold, quindi perché dovete farne due, sto raddoppiando le cose, quindi per arrivare a fare questi due gift sapete che questi sono circa 500 erotti gold. Sì, si vede la penna rossa, esatto. Il mio puntatore analogico. Dopo abbiamo 77 Mystic Clover che possiamo ottenere in vari modi. Il modo più comodo in assoluto, un attimo perché devo ricordarmi di fare questa cosa per comodità. Il modo più comodo in assoluto è andare a prenderli come Astral Reward qua dentro, però ovviamente sono limitati, quindi potete comprarne 60 ogni season. Non male, non male, vedete che ve ne mancano 17, gli altri potete finirli in World v World o in altri 700.000 modi che potete usare per ottenere questi Mystic Clover. Potete comprarli anche in PvP se non volete sperperare le currency del World v World. Il gioco qui vi dice dove potete anche comprarne 10 a settimana, perché ovviamente non sia mai che ci siano dei limiti temporali per fare queste cose qua. Comunque qui potete vedere dove li prendete. Una attività molto comoda è fare i fractal e comprarli nei fractal per, attenzione, 2 Globe of Ectoplasm, 2 Mystic Coin, 2 Spirit Shard, ma ne abbiamo gozzillioni, ok, e 150 Fractal Relic, quindi considerando che possiamo comprarne 10 a settimana, questi valori vanno moltiplicati per 10, quindi sono 1500 Fractal Relic, 20 Spirit Shard, 20 e 20 di rispettivamente Mystic Coin e Globe of Ectoplasm, quindi anche qui un bel investimento che comunque se giocate abbastanza regolarmente potete fare tranquillamente, questo è il mio consiglio. Dopo che avete finito l'ad infinitum potete usare il vostro tempo fractal per comprare queste cose. In alternativa potete prenderli per dungeon currencies o per altre currencies che potete trovare in giro. Per esempio non vi servono specifiche monete da World v World o quello che sia, ma potete investire 5 Globe of Ectoplasm e 3 Mystic Coin. Ogni Mystic Coin sono circa 2 gold, sappiavatevelo, quindi. E i Mystic Clover si possono ottenere in vari modi. Questo, comprarli è un modo, farli come reward track in World v World o PvP è un altro modo, quindi. Oppure fare ectogambling, insomma, ci sono vari modi. È una pigna nel deretano, ma è fattibile. Quindi quando ne avete 77 di questi cosi e 250 Mystic Coin che sono fondamentalmente altri 500 gold in trading post, a meno che non li avete ottenuti in altri vari modi, appunto dalle Astral Rewards o per altri motivi, Reward Track, altre cose, PvP Reward Track, meno se non mi ricordo male, ne danno parecchi, quindi è un buon modo di fare, o la Leyline Anomaly e altri vari modi. Una volta fatto tutta questa cosa qui andremo a vedere gli altri steppete, esattamente, perché ci servirà un Gift of Glory, un Gift of Battle, ne ho a bizzeffe, un Gift of War che compriamo con 250 Memories of Battle, non c'è problema, ce l'ho, una cube di Stabilized Dark Energy, non c'è problema, posso già fare tutto, 100 Ice, mi sto anche ripassando un po' mentalmente a vedere se ho preso tutto, 100 Icy Runestone, sono 100 gold da buttare al cesso, ok, così e via. E qui arrivano le prime note dolenti. Serve uno Shattered Gift of Persistence. Che cavolaccio è questa cosa? Perché mi dite, ma Virus, io questa cosa non l'ho mai vista da nessuna parte. Andiamo nella mia famigerata banca e lo troviamo qui. Shattered Gift of Persistence. È una cosa che si ottiene con una collection ed è una delle due collection relative alla costruzione di questo famigerato item leggendario. La prima è Vision 1 The Awakening, e adesso vi faccio vedere, ce l'ho già pronta qui sopra che cos'è, e la seconda è il Glimpse, che è Vision 2 Farsight. Questa è una menata da fare, la prima lasciamo stare. Poi ci serviranno un Gift of Energy, ce l'abbiamo. Eh, uh, Ustia. Qui
qui mi sa che mi casca il bacucco. Questi dovrei averli, questi dovrei averli, questi ostia. Ah, tanto gold, tanto gold. Ok, questo non lo so. Qui potrebbe essere dove il nostro percorso si ferma. Mi so perso, sì, Andrea, anch'io. Troppa roba diversa, troppa roba dietro Time Gate e altre boiate varie e via. Quindi il mio dubbio è questo Gift of Arid Mastery. Spero di riuscire a farlo, spero di avere tutto questa roba qui. I 100 funerari incense li ho, dovrei averli, ok, se no si comprano per ste robe qua o si fa una marea di quest temporizzate nelle relative... Un disastro, un disastro. Comunque, il primo item fastidioso da fare è appunto questo Shattered Gift, che è relativo a questo specifico achievement da fare all'interno del gioco, dove noi dovremo completare questi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sotto achievement. E non è poca roba, non è poca roba. Per esempio la Vision of Instant Collection, ecco qui, ci chiederà di fare cosa? Di trovare questo item, di fare un meta, di spenderci una marea di gold. Sì, esattamente Andrea, è proprio quello che dico sempre anch'io. Dovete fare estrema attenzione quando fate gli item leggendari, avere la wiki sempre sotto mano, mettervi le cose da parte, magari anche, come vedete qui, già belle pronte in banca materiali o cose del genere, perché è un disastro totale. E soprattutto fare questi achievement è stato una cosa micidiale, perché dovete fare specifiche cose all'interno delle mappe, dovete costruire addirittura per esempio 6 armi specifiche che per costruirle vi dovete andare a farmare tutta una serie di materiali specifici per fare quelle armi, comprare le recipe, buttare via una gozzillionata di gold per farle, per l'unico scopo di distruggerle appena dopo che le avete fatte, perché dovete solo accendere l'icona della collection relativa. Quindi diciamo che fare gli item leggendari dentro Guild Wars 2 è un percorso non bello, non divertente, tutto farming e tutto crafting fondamentalmente. Mamma mia, questa luce è orrenda. Dovrò riilluminare un attimo tutto col green screen dietro. Mamma mia, che faccia, che brutta faccia che mi fa. Comunque, vabbè, come vedete, mi sto anche preparando già per altre cose. E chi conosce il gioco sa cosa vuol dire fare queste cose qui e perché ho così tanti Memories of Battle. Sì, ma più che altro cosa vuoi Andrea? Sono NCSoft. NCSoft è un'azienda coreana, fanno MMO coreani e la loro idea di gaming è questa, grinding e farming. Le stesse cose che hanno ucciso Lineage 2 all'epoca le ritroviamo oggi in Guild Wars 2 praticamente, quindi non è che ci salviamo più di tanto. Purtroppo NCSoft detta le regole perché il publisher ArenaNet non so ormai neanche quanto conti più dentro l'ambiente di Guild Wars 2 e comunque alla fine è la strada che hanno diciamo deciso di prendere e di portare avanti. Farming, grinding, time gate è una cosa allucinante, cioè non sono riusciti neanche a fare una cosa divertente per fare i leggendari, che io dico magari mi servono 6 mesi per farli, per carità, ma se devo giocare contenuti divertenti lo faccio volentieri, ma questo non è contenuto divertente, questo è pura follia cerebrale. Per questo vi dicevo, appena finirò un attimo di fare i leggendari e probabilmente anche questa cosa qui, non lo so, ci sto pensando. Io con Guild Wars 2 ho abbastanza chiuso, è solo un goal che mi sono dato, solo un obiettivo che ho detto vabbè, vediamo se riesco a farlo. Effettivamente l'armatura l'ho fatta, gli altri li ho fatti, Vision è l'ultimo che mi manca e quindi adesso andiamo ad iniziare il crafting di Vision. Allora, come facciamo questa cosa? Allora, io torno a mettermi la mia recipe qui a fianco e comincio con il Mystic Tribute. Quindi me la sposto un attimo di qua e adesso la spengo dalla diretta, tanto sono solo un sacco di materiali. Allora, Gift of Condensed Magic, dove lo facciamo? Fatemi vedere un attimo. Mystic Force, no, ma devo fare Mamma mia. Weaponsmith, ok, al 400, perfetto, quindi sono sulla station giusta. Quindi devo fare 2 Gift of Blood. Quindi cominciamo con questa cosa, scriviamo Gift
e fondamentalmente questi cosi qua devo farli tutti 2 volte a parte il Gift of Metal. Quindi a me piace andare in ordine seguendo la wiki, quindi cominciamo il Gift of Blood. Devo farne 2, quindi adesso devo cominciare la mia lista della spesa. Per fortuna ho già farmato un tot di materiali in World v World. Allora, facciamo così, così ci facciamo un attimo i conti e lascio anche un attimo leggermente visibile la chat, sì, ok, così vedo anche la chat. E prima di partire andiamo a vedere un attimo cosa mi dite. Ma se, però il grinding ci può stare volendo, il problema è che questo sistema è veramente contorta. Sì, 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 beh. Allora, diciamo che ehm, meccanicamente non è che sia così complesso. Fate queste cose qui, ok? Quindi prendete questi materiali qua e fate questa cosa qui. Prendete questi materiali qua e fate questa cosa qui, questi qui, qui. E a scalare andiamo sempre un po' più verso su. Prendiamo tanta roba, diventa meno roba diventa sempre meno roba diventa sempre meno roba, fino ad avere quell'unica icona che è questo Mystic Tribute qua che è diciamo la raffinazione finale di tutto quello che sono il resto di elementi. Quello che io non ho mai capito è perché non hanno fatto un pannello dedicato dentro il gioco, appunto per evitare tutte queste problematiche che sono relative a tutta questa confusione che c'è dietro questa cosa. Fatemi un pannello dedicato per il crafting dei leggendari. Comincio a mettere tutti quei materiali lì, costruisco il primo gift, metto gli altri materiali, costruisco il primo gift. Beh, sì, 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 assolutamente Andrea. Se non hai la wiki, queste cose non le fai perché devi fare cose alla Mystic Forge. Nel gioco non c'è una guida, la guida è la wiki che trovi fuori. Quindi senza la wiki non si fa niente. Comunque, andiamo sul pezzo. Devo fare 2 Gift of Blood, giustamente. Quindi devo fare 200 di questi Powerful Blood. Ne ho 122, quindi quanti devo comprarne? 78. Se non mi sbaglio, seguitemi con i conti, datemi una mano che cominciamo. Guardate, bam, 20 gold, ciaone. Ok, partial success, che palle, non sopporto ste cose. Allora, quanti abbiamo presi? 19. Devo prendere 78 meno 19 fa 69. Quindi dovrò comprarne altri 69. Spero di non aver sbagliato i conti. Aiutatemi perché veramente è così. Ok, 69 più 19 fa 79, più 9 fa 88, quindi dovremmo essere giusti. Ok, allora il Potent Blood invece ce l'abbiamo. Il Thick Blood ne abbiamo 9, cioè una cipa. Sì, assolutamente, assolutamente. Se un gioco non vi guida, non vi aiuta su queste cose, è follia, anche perché è un gioco che ha 10 anni, un sacco di gente che lo sviluppa sopra. Fate un pannello per il crafting, dateci una mano, perché dobbiamo diventare idrofobi a far sti conti e tutte ste menate ogni volta. Comunque, allora, di queste me ne servono 50, ne ho 9, quindi boom, 41 e siamo a posto. Giusto? No, sono 41 più 50, quindi sono 91. Attenzione, perché sono per 2. Ok, ok. Allora, Vials of Blood invece devo farne 50, ne ho 34, quindi me ne servono 16 più 50. 16 più 50 fa 66? 16 più 50 fa 66. Dai, virus. Compra istantaneamente, chiudi. Ok, allora, adesso farò un po' di avanti e indietro, giusto per vedere se ho tutto. Ah, sì, 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 pensa a te, i primi che hanno cominciato a dover scoprire queste cose, ma penso che siano gli stessi dev di Guild Wars 2 che curano la wiki, perché se no non se ne esce, perché non se ne esce semplicemente. Ok, no, non voglio parlare con la station. Ok, oh, Gift of Blood Exotic 2. Guardate che bene che abbiamo fatto i conti. 200, 10, 500, 100 e 100. Quindi i primi 2 Gifts of Blood li abbiamo fatti. A questo punto li costruisco anche già. 1 e 2. Forse ho fatto un errore, non avrei dovuto farlo perché almeno mi rimanevano segnati. Comunque, vedremo di fare in altro modo. Poi, il secondo è il Gift of Venom.
Il Gift of Venom, eccoci qua. Allora, anche qui ci va relativamente bene. Devo comprarne solo 68 di questi. Perfetto. Allora, 68. Boom. Gold che se ne va, questi ne abbiamo abbastanza, 500, perfetto. Allora, di questi ne ho 28, quindi per arrivare a 50 me ne servono 2 fa 30, quindi 28 me ne servono 22, più 50 fa 72. Ok, perfetto, 50 Venom Sacs sono 9 più 50, quindi easy 50, 59 di questi. Vediamo di non sbagliare i numerini che inseriamo perché sennò ci mangiamo fuori un sacco di gold. Sì, sì, no, infatti hai ragionissimo, Elena. Cioè, io perderò una serata per fare questa cosa, ok? Ed è solo mero crafting. E sinceramente, grazie a Dio, sono riuscito a fermare qua. Sono arrivato quasi a 6.000 gold. Ok, quindi ho anche il gold per farlo. Pensate se uno non ha tutto quel gold sotto mano e deve mettersi lì a dire, ok, adesso un po' lo faccio e via. Ok, comunque, qui abbiamo fatto tutti i conti giusti, quindi qui ci siamo, facciamo i due Gift of Venom. Craft All dentro uno e dentro due. Per di più, sì, 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 assolutamente Andrea, non deve diventare un lavoro. Questo è proprio uno dei grossi problemi di tutti gli MMO, Guild Wars 2 in particolare, ma fondamentalmente un po' di tutti gli MMO oggi, che fondamentalmente sono un lavoro, non sono più un gioco, sono un lavoro. Poi si lamentano che la gente va a fare altro, le MMO stanno morendo. Per forza, i contenuti sono questi qua, ma scusa, ti resteranno 10 giocatori che hanno voglia di fare sta roba qui, o qualche pazzo furioso come me, che magari, non so, deve fare qualche video, si pone l'obiettivo e dice, vediamo se ce la faccio, ok? Un po' una sfida, però non è divertente, non mi sto divertendo a fare questa cosa. Comunque, Gift of Totems 2, quindi due di questi mi servono il Gift of Totems. Ok, ricominciamo con i conti. Comprane di più 42, devo arrivare a 100, quindi vuol dire 8 e 58 e via. 58. Compra istantaneamente. Perfetto, anche qui questi ne abbiamo. No, parcia. Ma che palle ste robe, porca. Ok. Allora, quanti ne abbiamo? 11. Allora, avevamo detto 58, giusto? Sì. 58 meno 11 fa 47. Quindi adesso dovrò comprarne altri 47. Sempre sperando che faccio i conti giusti. Grazie Elena, perfetto. Perfetto, perfetto. Grazie perché sennò mi incasino il cerbellum. Adesso dobbiamo andare a comprare questi. Allora, sono 50 più quanti? Allora, 29 più 1 fa 30, quindi sono 21 più 50, quindi 71 di questi. Ok. 50 di questi altri totem, quindi devo arrivare a 100 fondamentalmente, ne ho 33, 100 meno 33 quanto fa? 67. Se, se non mi inganno da solo, quindi andiamo a vedere e andiamo a vedere. Comunque sì, dai, a parte queste cose qui, vediamo di andare a costruire. Questa è la cosa, la cosa assurda, è che questa, diciamo, è la parte facile. Questa è la parte facile. Poi ci sarà una parte dove devo vedere se ho tutte le currency, se no mi sa che questa diretta arriverà solo fino a un certo punto. Abbiamo fatto conti giusti, guardate che qua, perfettamente i conti giusti. Quindi due Gift of Totems li abbiamo fatti. Craft all, bam e bam. Chiudi e con questo gift ci siamo. Perfetto. Allora, andando a ricapitolare, tutto quello che abbiamo fatto ci ha portato qui. Il prossimo è questo. Non pensate, dopo abbiamo tutti questi da fare. Qui, procediamo veloci. L'ultimo, Gift of Dust. Quindi, due Gift of Blood, due Gift of Venom, due Gift of Totems, sì, e adesso mi servono due Gift of Dust. Questo. Ah, addirittura già uno posso farlo, ma pensa un po', sono stato bravo a fare materiali. Comunque, allora, 30 di questi. 30 di questi. Compri istantaneamente. Non farmi scherzi. Questi siamo a posto.
Questi siamo a postissimo. Questi me ne servono invece 35. Ok, perfetto. Vedere quel messaggio giallo del successo parziale mi fa veramente ogni volta girare i maroni. Dimmi, non ce la faccio a comprare tutta questa roba. Rifacciamo i conti? Sì, rifacciamo i conti. Perché ovviamente magari nel frattempo qualcun altro ha comprato, quindi la lista materiali lì non c'è più e quindi vabbè. No, no, ah sì, qua, ok. Gift of Dust, possiamo farne due, guardate, siamo ben messi, ben. Si impacca la sabbietta ogni tanto, siamo ben messi. Craft All, 2, sì, boh, dentro. E ogni volta controllo 30.000 volte se ho fatto le cose giuste e fatte bene. Bene, primo step fatto, andiamo a fare i Gifts of Condensed Might. Per quelli mi servono... mi serve un gift of... cominciamo, Fangs, il primo, quindi ancora di nuovo come prima, 129 a... quanti me ne servono? 1, 103, 71, dai, 71. Vai instantly. Li abbiamo comprati? No, non li abbiamo comprati. No. Perché non li abbiamo comprati? Non ho cliccato bene. Quanto abbiamo detto? 71. Giusto? Compra. Via, altri 12 gold nel cesso. Questi siamo a posto. Questi me ne servono 100, 39, 40, 61. Giusto? 61? Vabbè. Spero di aver fatto i conti giusti. Questi 33, devo arrivare a 100, quindi sono 67. E adesso scopriamo se ho fatto i conti giusti. Dai, avanti. Adesso, avendo fatto un po' di World mi incasino parecchio con la gestione della mount. Perché? Perché in World per fare il salto in avanti dovete premere il tasto Shift, almeno il tasto Dodge. Di qua, non so perché hanno cambiato quella cosa, ma sarebbe da appendere. 67, ottimo, grazie. Grazie Elena per la conferma. Quindi abbiamo fatto i conti giusti. Qui ci siamo. 2 Gifts of Fangs in, in arrivo. Mamma mia la gola. Reduce da una settimana, diciamo, non entusiasmante per quanto riguarda la salute. Sono stato un po' malino. Ok, Gifts of Scales 2. Ok, vabbè, procedo con la menata degli acquisti. 110, quindi qui me ne bastano 90. E i Johnny 90. Ok. Ah, guardate qui che bene, ne ho già di ben 10, quindi me ne servono 50 più 40, me ne servono 90 anche di questi, giusto? 90 più 10 fa 100, ed è quelli che mi servono. Ok, queste addirittura ne ho ben 9 e quindi per arrivare a 100 me ne servono 91. I materiali di basso grado, di basso livello, sono quelli tra l'altro stranamente più difficili da ottenere in gioco. Sono già andati via quasi 100 gold, Ridi e scherza. Ma ne andranno via tanti altri virus. Stai qua a lamentarti. Ok, Gift of Scale, bene, abbiamo fatto bene i conti. Craft All 2. Perfetto, i 2 Gift of Scale, dai. Dai che stiamo procedendo bene. 2 Gift of Close adesso. Ok, Salasso. Questi devo prenderne 104. 25 gold. Ciaone. Ok, Sharp Close. Anche queste costano. Ok, ne ho 14, devo arrivare a 100, vuol dire che devo comprarne 86. Ok, queste devo arrivare a 100, ne ho 19, quindi sono 81. Ok, vediamo di fare veloce, dai, questa parte. Do i numeri, sì. Beh, ragazzi, nel caso sceglieteli e giocateli all'otto o qualcosa del genere. Abbiamo già visto un sacco di bei numeri nel caso da poter giocare, non il 104, perché il 104 è un'altra cosa. Ok, abbiamo fatto bene i conti, perfetto. Craft All, 2 Gift of Clothes in arrivo. Perfetto.
e quindi 2 Gift of Claws. Oh, dai, che cominciamo a vedere un po' di luce. Gift of Bones è l'ultimo dei 2 gifts che dobbiamo costruire qua dentro. Eccoci qua. Ok, Ancient Bones me ne servono 97. Quindi andiamo a spendere altri 25 gold e avanti. 50 Heavy Bones vuol dire che devo comprarne solo 52 in questo caso. Ok, Heavy Bone, sì. Invece dei bone, qua degli ossetti, devo comprarne 36, 4 fa 40, 64. Cadremo mica sull'ultimo materiale? Abbiamo fatto tutti i conti bene fino adesso. Speriamo di non cadere proprio sull'ultimo dei materiali. Take all. Dai. 2? No, e invece no, sono stato bravo, dai, fatto i conti giusti. Adesso 2 Gift of Bones. Perfetto, craft all o quello che sia. Step 1 fatto. Quindi, praticamente fino a qui ci siamo arrivati. Adesso dobbiamo mettere tutto insieme con 77 Mystic Clover e 250 Mystic Coin. Quindi altra super salassata. Ok, ne ho un po', grazie a Dio. 77, quanti me ne restano? 102, dai, non male. E questi 250. Vacca boia. Ciaone. Alla mia banca materiali. Ok, quindi adesso ci siamo. Cosa devo fare adesso? 2 Gift of Condensed Magic. E per farli devo andare alla toilet. Quindi fondamentalmente alla Mystic Forge. Ah, avevo lasciato il browser acceso, chiedo scusa. Comunque eccoli qua, 77 Mystic Clover e i 100 e passa cosi qua. E i 250 cosi qua. Adesso andiamo alla toilet e preghiamo, come dicevamo prima con Andrea, di non sbagliare, perché il problema è sbagliare adesso. Sbagliare adesso è una caterva di gold, ma non è solo una caterva di gold. Se sbagliamo con questi qui, ci freghiamo fuori una quantità di tempo che è quello che vi fa quittare proprio i giochi. Quindi andiamo e cominciamo. Gift of Blood, mettiamo il primo Gift of Blood. Gift of Venom, Gift of Venom, Gift of Totems e Gift of Dust. Virus e Gift of Dust. Che poi tra l'altro, se guardate, voi potete venderli anche erroneamente ad un NPC per un silver. Per questo vi dico, quando fate, se volete fare queste cose, registratele, fate una videoregistrazione, una diretta su YouTube o quello che sia. Se dovesse andare storto qualcosa, mandate il video al supporto tecnico e dite, signori, ho sbagliato, mi date una mano. Il supporto tecnico, comunque, devo dire, di ArenaNet è sempre abbastanza disponibile a sistemare queste cose. Quindi, primo Gift of Condensed Magic. Pronti? Rullo di tamburi, andiamo. Eccolo qua. Gift of Condensed Magic. Dove sta? Qua. Primo dei 2 che devo fare, perché adesso devo farne un altro. 1, 2, 3 e 4. Pronti, rullo di tamburi, forge e via. Vedete, tutta quella marea di roba diventa alla fine una semplice iconetta qua dentro. Quindi icone che diventano altre icone che si trovano in altre, che si trasmutano in altre icone. Virus perché non sa quante ne hai dette sul gioco. Sì, 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 sì. Parecchie, perché è una cosa allucinante. Comunque, 2 GIF, per questo dicevo, ma perché non mettete un pannello dedicato? Prendo, metto i materiali, pigio il bottone e mi viene fuori il primo. Dice, ok, ne hai fatto uno su 2, vuoi farne un altro? Non ho i materiali, ci vediamo fra un mese. Ma intanto è già lì, è fatto un pannello per aiutare i player nel crafting dei leggendari. Che ogni volta sei lì con le palpitazioni, di sto facendo giusto, sto facendo sbagliato, perché sto buttando dentro mesi del mio tempo, ok? Vabbè, andiamo avanti. Comunque, Gift of Fangs. Partiamo dal Gift of Fangs. Gift of Scales. Gift of Claws. Gift of Bones. Gift of Bones. Ok. Pronti? Deve venire fuori un Gift of Condensed Might. Questo è quello di Magic e questo è Condensed Might. Sì.
giusto, accetto e via, anche perché non vi dà un'anteprima al gioco, quindi non sapete se state facendo bene o male. Caspiteronzola. Allora, poi, di nuovo, Gift of Funks, Gift of Scales, Gift of Close e Gift of Bonus. Ok, e il Gift of Condensed Might. Li abbiamo finalmente tutti e due. Sì, 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 assolutamente è l'ansia, è l'ansia. E pensa a te che quando invece facevamo robe simili a Lineage 2 avevi la probabilità di fallire il crafting su un'arma grado S, ok? Non ti dico le... sì, sì, pure l'animazione che ti tiene sulle spine, che dici vabbè. A questo punto, comunque dai, cosa devo fare? Devo fare solo il Mystic Tribute. Per fare il Mystic Tribute adesso qui dentro devo andare a far salire l'ansia, perché adesso sale l'ansia, perché per il momento sono stati solo cosa? 220 gold, un po' una rottura di maroni, ma fattibili. L'ansia sale adesso, quando devo mettere 250 Mystic Coin e 77 Mystic Clover qua dentro. Qui sale l'ansia. Ah, piano, dove sono andati a finire? Eccoli qua. 1, 2 Gift of Condensed Magic, 2 Gift of Condensed Might. Il crafting randomico. Mm. Che gioco, che gioco, che gioco, che gioco, Andrea, ho un vuoto, ho un lapsusone. Scusami, fatemi finire questa cosa. Andiamo in ordine: 77 Mystic Clover, 250. Come vedete, prima si era acceso anche questo perché avete le varie cose. Crafting randomico. Ah, Elite, Elite, Elite. Mamma mia, è vero, le prime versioni degli ingegneri. Le prime versioni degli ingegneri con il risultato a random che dovevi rollare 70 volte pregando Dio che venisse fuori qualcosa. No, no, cosa mi hai fatto tornare in mente? Abbiamo nominato Elite, adesso dovrebbe arrivare Capitano End comunque. Scusate, il Roro, il Gargarosso. Comunque, sì, sì, mamma mia, è vero, lì era anche peggio. Anche peggio. Comunque, torniamo sulla recipe. E giusto per dire... è giusto per dire, a questo punto siamo ai secondary components. Secondary components, come si dice? Secondary components. Quindi questi ci sono, questi ci sono, questi ci sono e questi ci sono. Il tutto per avere quest'unica icona che si chiama Mystic Tribute. Quindi spengiamo il browser. Ok, allora vediamo qua YouTube come sta andando. Ah, ok, mi rompe un po' i maroni col bitrate, ma vabbè. Comunque, rulletto di tamburi, rullino di tamburi, rullata di tamburi. 2, 2, 77, 2, 50. Ok, non voglio neanche vedere. Forge. Via. Ok, bam, Mystic Tribute. Ok, e vai, evviva, eccolo qua. Quindi tutta quella roba è diventata questa mera icona qui. E il primo step l'abbiamo fatto, adesso abbiamo altri 3 item da fare. Il primo è il Gift of the Mists. Mamma mia, anche lo stomaco. E mi serve il Gift of Glory e mi servono 250 Shards of Glory. Dove lo vado a comprare? In PvP? Ah no, Migliani lo vende, perfetto. Allora, visto che siamo vicino a Migliani, lei, qua. Ok, allora andiamo a prendere il Gift of Glory. Vediamo dov'è. Ah, non ho i 250 Shards of Glory. Cazzabubole. Quanti ne ho? 56. Devo prenderne 250. Quanto mi costano? Non ho neanche più voglia di fare i conti. Ok, torniamo al trading post a recuperare l'acquisto. Cazzarola, ho lasciato il browser sopra. Vabbè, comunque ho dovuto comprare altri 250 cosi. Eh sì, capitano, è da un po' che non si vede. Perché comunque
Passione giochi spaziali, quando vede Guild Wars 2 gli piglia il panico, come giustamente anche a noi qua. Ok, torniamo da Migliani e via. La cosa allucinante poi è che tutta questa roba qua serve perché per iniziare a giocare a Guild Wars 2, perché senza leggendario non ci giocate. Purtroppo mi sono reso conto di questa cosa. Sì, sì, cosa vuoi Andrea? Hanno voluto fare una copia tipo dell'Auction House di WoW, ma non proprio come quella, allora devi andare dall'NPC perché sennò potresti comprare cose sgrave, magari mentre sei in PvE, in PvP, di qua e di là, e vabbè. Hanno deciso di fare questa menata qua e vabbè. Comunque andiamo a comprare il primo di questi gift che mi serve ora. Ed è questo. Il secondo è il Gift of Battle, che non mi serve comprare ma devo andare a recuperare in banca. Cioè più che altro potevano mettere un trading post qua vicino a Migliani. Quello sì. Ok, diciamo che Gift of Battle non ho problemi, ma devo comprare... Allora sì, con questo devo comprare delle cose. Sì, il Gift of War. Mi serve il Gift of Battle. Ne ho ben 59. Diciamo che spenderne uno non è un problema. Ho fatto un po' di World v World così tanto per... Ok. Adesso dobbiamo andare a comprare un'altra cosa che è il Gift of War, vero? Sì. Sì, il Gift of War. Buialo. Ok. E adesso devo andare a fare un craft. Perché devo costruire un Cube of Stabilized Dark coso. Mi serve, ok, quindi devo andare di qua. Una Ball of Dark Energy Stabilizing. Ok. E avanti e indietro andiamo a costruire le cose. Andiamo a costruire le cose. Devo andare a fare qua perché ho il livello giusto. E che cos'è? Cube. Allora scriviamo Cube of Stabilized Dark Energy. Per fortuna ho già tutto quello che mi serve. Craft all 1. Via, bene, fatto. Grazie gioco. Ci siamo. Allora questa la togliamo. Ah, vacca boia. Vabbè, questi 4 diventeranno un item che se dovrà essere unito ad altri 4 item. Ok. Va bene, devo fare il Gifts of the Mists. Il regalo delle nebbie. Del regno delle nebbie. O quello che sia. Rovigo. Eh sì, è il regalo di Rovigo. Allora, andiamo a fare il regalo di Rovigo, chiamiamolo così. Allora, Gift of Glory. No, devo farlo da di qua. Gift of Glory, Gift of Battle, Gift of War e un cubo di Stabilized Dark Matter qua. Ok. Chi non è veneto forse può non capire la battuta, ma Rovigo è area del Polesine, è una zona di nebbie incessanti, cioè voi quando trovate nebbia sapete che siete a Rovigo. Allora, un attimo. Gift of Glory, Gift of Battle, Gift of War, Cube of Stabilized Dark Energy. Perfetto, forgia. Eccolo qua, il nostro regalo di Rovigo. Accettiamo con gioia e gaudio e proseguiamo oltre. Il prossimo devo andare a prendere 100 Icy Rune Stones. Vacca. Devo andare a Frost George Sound, Ground, qualcosa del genere. Se non mi ricordo male, l'avevamo anche già fatta questa cosa, per cui devo andare qua. Se non mi ricordo male, Roshan the Penitent. Caspita, ronzola. Speriamo bene. Vedete, anche questa cosa qua. Speriamo, dovevo farlo prima questa cosa. Perché questo vendor è legato a uno specifico meta della mappa. Se i giocatori hanno fallito il meta su questa mappa, l'NPC non c'è. Il problema è che per come Guild Wars 2 gestisce le mappe, io posso entrare in una mappa dove il meta è stato completato con successo, ma no. Per fortuna c'è. Per fortuna c'è. Per fortuna c'è. Ok. Mamma mia. Cioè, le boiate proprio allucinanti. Devo comprarne 100 di queste cose. Quindi...
Cioè, fatemi mettere 100 gold là. Cioè, fine, fatemi mettere 100 gold là. Non ha nessun senso sta roba. Lo dico sempre, ma ArenaNet non lo capirà mai. Comunque, 100 di ste robe, 100 gold, adios, ciaone, ed è andata. Ok? Quindi questo è il secondo di, eccole qua, del Gift of Prescience. Il resto ho tutto, perché questo ce l'ho e questo ce l'ho. Perfetto, allora, torniamo a Lion's Arch e per tornare a Lion's Arch a sto punto faccio il giro panoramico perché non ho voglia di dare altri silver per teletrasportarmi lì. Quindi questo è un po' un trucchetto, vi ruba via un po' di tempo perché dovete caricare questa cosa, poi dovete caricare quest'altra cosa, però così potete sempre tornare a gratis a Lion's Arch. Quindi sappiavatevelo se volete risparmiare qualche silver di teletrasporti e robe varie. L'unico problema è che dobbiamo fare tipo Starfield, quindi è un loading screen simulator per andare da di qua a di là, a di su, a di giù. Mamma mia, stasera le cuffie mi danno fastidio, più fastidio del solito. Ok, forse le avevo messe un po' male che con gli occhiali danno un po' fastidio. Ok, va bene, dai, andiamo a prendere quello che ci manca. Mi fai parlare con la banca? Cavoia. Allora, a questo punto, a questo e a questo dobbiamo aggiungere altri due item. Uno che è lo Shattered Gift of Prescience, che è questo, Prescience, quello che sia, e il Gift of Energy che ho costruito già illo tempore fa. Ok, questo è il prossimo che mi servirà da associare al Mystic Tribute, vero? Sì. E allora me lo prendo su già subito. Ok, questo va qui. Perché dopo qui metteremo questo e mi manca solo il prossimo item che prego Dio di riuscire a fare. Perché quell'item ho un po' un dubbio. Perché mi servono delle specifiche map currencies che spero di avere già. Allora, adesso andiamo a incrociare le dita di nuovo. Allora, mettiamo il regalo di Rovigo, che è il Gift of the Mists, le 100 Icy Runestones, sì, questo e questo, ok? Rullino di tamburi come al solito, avanti, clicchiamo. Ok, abbiamo ottenuto l'oggetto giusto e corretto, che è il Gift of Prescience, Prescience o quello che sia, facciamo così che è meglio. Abbiamo tre di tutti gli item che ci servono. Ultimo e ultimo e ultimo item, che è il Gift of Arid Mastery, che vi faccio vedere ora. Allora, per questo mi servono un sacco di robe. Tipo una bottle of Elonian wine, che vediamo chi la vende Migliani per un po' di soldini, che quindi praticamente è niente. Quindi quante me ne servono? Due bottle of Elonian coso, wine. Ok, via il browser. Torniamo da Migliani. Damme do boss de vin. Vedete che anche lei vende Mystic Clover per un sacco di robe. Ah, oste, il vin è buon? Eccolo qua. Devo comprarne due, quindi diciamo una cifra abbastanza ridicola rispetto a tutto quello che abbiamo speso finora. Mi ricordavo che costassero di più, ma forse ricordavo male. Ok, comunque, adesso... No, mamma mia, stavo guardando una cosa sbagliata. Dove si fa il Gift of Crystalline? Ah, alla Mystic Forge. Ok. Allora andiamo in banca materiali e speriamo di avere tutto quello che serve. Material storage. Allora. 200 giusti. 200 giusti. Perfetto. Di fluorite. 200. No. No, mi sto sbadilando. 100 me ne servono.
Ok, ok. Allora, 100 di questi. 100 di questi. Inscribed shards. 100 di questi. Ok. E qua abbiamo fatto, perché poi ci va la bozza di vino, quindi 1, 2, 3 e a bozza di vino. Perfetto. Poi mi servono Mistonium. Grazie a Dio. 100 di questi. Branded Masses. Sì, sì. Queste purtroppo sono map currencies, non le potete comprare, è una rogna, è solo una rogna da farmare. Ultima cosa. Mistborn Modes. Mamma mia, sto sudando. Sto sudando, ragazzi, davvero, sto sudando. Ok. E qua abbiamo tutto. Ok. Non vado oltre perché c'è un altro step oltre questo. Quindi, 1, 2. Ok, avevo un dubbio su questi materiali che se non li avevo chiudevo la diretta qua perché non c'è modo di farli velocemente. Comunque, cominciamo. Allora, andiamo a ripassare tutto assieme. Ok, queste e queste. No, questi qui, ok? Sto facendo questi qui. Gift of Crystalline Magic. Ok, ci siamo. Mamma mia, che ansia. Ansia a fare queste cose. Allora, 100 cralcatite. 100 mamma mia, si incastra perfino la gola. 100 di fluorite. 100 inscribed shards. E una bozza di vino. Ok, pronti? Rullo di tamburi, Forge. Spero di aver fatto il item giusto. Gift of Crystalline Magic. È l'item giusto. Perfetto, accept. Facciamo il secondo. È Mistonium. Mistonium. Branded Masses. Mistborn Motes. Ok. E un'altra bossa de V. Perfetto. Forge. Gift of Ephemeral Magic. Mamma mia. Ephemeral Magic. Vabbè. Ok, accept e per il momento close un attimo. Mi servono un Bloodstone Shard. Ah sì, eh sì, serve per condire un po' il tutto con un po' di alcol e via. Allora, Mystic Shard, Spirit Shard ne ho 5900 e passa, quindi comprare un Bloodstone Shard non è un problema. Ok, quindi questo va qua. Oh, cos'è che hai? Ah, ok, achievement, cose varie per... Io questi li ho già fatti, perché ho già fatto altri leggendari che richiedevano questi, ma ovviamente questo achievement prima non c'era e non è retroattivo, eh? Non è retroattivo. Comunque, sì, guardate qua, team. Ok. Ok, va bene, allora. E adesso mi servono i 100 funerari incenses, là, che sono una rogna totale da farmare. Perché non penso che si possano neanche comprare. O sì? No, non si possono neanche comprare, ve li dovete farmare tutti. Io ho fatto i 100 che mi servivano, ok, eccoli qui, e basta. Per fare Coalescence ve ne servono 250. Non vi dico... Allora, vi dico che cosa bisogna fare per ottenerli, ok? Visto che tanto siamo qui,
prima di finire Vision, eccoli qua. Allora, si possono ottenere dai Renown Heart Vendors e possono essere comprati una volta per account per Renown Heart per giorno. No, per fare i funerari incense ti serve un'enoteca completa, perché ne fate uno per cuore, ok? Nella mappa relativa di Path of Fire, Living War Season 4, una roba del genere, ok? Uno per cuore a giorno, ok? Potete comprarne un numero illimitato usando i trade contract o gli ELG Mosaic del Primavera Standard, quindi nel caso potete comprarli per le map currencies di Path of Fire / Living World Season, ok? Oppure 5 al giorno cambiando 5 crystalline ingots che li costruite con altre menate e cose varie. Quindi potete farmarli, potete comprarli, ma per comprarli dovete farmare. Sono dei geni quelli di ArenaNet, ok? Sono dei geni del male. Sono dei geni del male. Comunque, torniamo a noi perché adesso dovrei avere finito tecnicamente. Ta 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 e via. Parliamo con la toilet e buttiamo dentro tutta quest'altra rata di materiali. No, quei soldi veri non li puoi comprare perché non puoi usare il gold che otterresti con le gemme per comprare quelle cose lì. Guild Wars 2 è un gioco strano da questo punto di vista, ha degli elementi pay to win abbastanza subdoli e anche non troppo subdoli, però per fare queste cose qui l'acquisto con moneta sonante non è così scontato. Su certi contenuti li devi proprio giocare. Poi che ci sia tutta un'altra serie di problemi relativi a questa cosa, con bot, trainer e altro, per cui la gente non lo gioca il gioco, mette il bot là a fare, è un altro discorso e lo affronteremo in un'altra diretta, in una delle ultime che dedicherò a questo gioco. Per il resto andiamo a costruire il quarto e ultimo item di secondo livello che ci serve. Ok, perfetto. Quindi, qui adesso cosa devo mettere? Devo mettere il Gift of Crystalline Magic. Cristallino o Crystalline? Andiamo a chiedere conferma. Andiamo a chiedere conferma. Dai. Crystalline. Porca, era alto il volume. Crystalline. Crystalline. Ok, quindi Gift of Crystalline. Magic. Ok. Ah beh, questo voglio vedere. Epemeral. Ok, quindi questo è il primo. Poi il Gift of Ephemeral. Magic. Bloodstone Shard e Funerary Incenses. Funerary incenses. È proprio British, Funerary Incenses. No, British non riuscirò mai a parlarlo, il British English ha un accento veramente tutto suo. Ok, allora. Gift of Crystalline Magic, Gift of Ephemeral Magic, Bloodstone Shard e Funerary Incenses. Mamma mia. Ok. Forge. Gift of Mastery of Arid Mastery. Perfetto. Accept con molta volenterosità. E adesso bisogna fare una cosa. Bisogna aprire la map chat e far rosicare tutto il server. Ok, quindi mi raccomando, linkate sempre in chat quando state per finire i craft e cominciamo a fare questa cosa. Allora, rullino di tamburi come prima, ma questa volta rullone di tamburi, Mystic Tribute, primo dei 4 item finali.
Ah sì, il text to speech dell'epoca era meraviglioso, meraviglioso. C'è proprio un robot che più robot non si poteva. Sono migliorati, sì, 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 decisamente, decisamente migliorati. Mamma mia, quanto sono sovraesposto e sottoesposto. Questa illuminazione è veramente allucinante. Sembro quasi in 8 bit qua. Vabbè, digressione. Stiamo concentrati perché questo è lo step finale e la fine di una quantità di tempo, di una cosa che... ok. Allora, Mystic Tribute, Gift of Prescience. Scusate, ma... Ah, caspita, era uscito. Prescience, Prescience, scritto giusto? Vediamolo. Pre... Sì, l'ho scritto giusto. Quindi, secondo item che è il Gift of Prescience. Gift of Prescience. Bene, grazie, grazie, grazie. Poi, Gift of Arid Mastery. No, da qui. Fermo là, non fare... Dove sta? Qua. Magari se lo scrivo giusto. Il Gift of Arid Mastery. Thank you e Glimpse. Virus. Dai, concentrinati. Concentrinato. Pensate, me lo traduce in greco. Glimpse. 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 Vabbè. Ok, allora. Qui ci siamo. Abbiamo messo tutto quanto, rullata di tamburi, finalmente sta menata è finita. Quando costruite un leggendario, quando arrivate alla fine non siete felici per aver fatto un leggendario. Dite, sì, finalmente ho finito, ho fatto il leggendario, ho ottenuto il mio... Siete sollevati che non ce l'avete più tra i maroni, sta spada di Damocle sulla testa di dover finire sta roba e fare tutto sto crafting ansiolitico. Forge. Finish. Finish. Ok? Che poi anche alla fine di tutto, voi vedete tutto che vi sparisce e dite, e mo dov'è? E mo dov'è il mio item? Il vostro item finisce qui dentro. Ok, nell'Hero Equipment, nella Legendary Armory, che è semplicemente hanno messo quelle icone prima di altre icone, ok, quindi neanche la soddisfazione di... E ve lo trovate qua, quindi facciamo questa cosa subito. Ok, perché mi pare di essere... Che build ho qua? Vabbè, lasciamo il Celestial e finalmente possiamo far rosiconare tutto, tutti quanti. Sì, esattamente, esattamente. È un sollievo, non è una cosa che sì, non è quel rilascio di, diciamo, dopamina quando fai una cosa bella, ottieni un risultato e cose del genere. Senti solo proprio un peso che ti si solleva dalle spalle. E questa cosa non va assolutamente bene all'interno di questi giochi. Dovresti essere contento di raggiungere un risultato del genere, ok? Vediamo l'effetto che finalmente avrò la palla nera sulla testa, ecco qua. Quindi tutta quella cosa per... Dov'è la mia palla nera sulla testa? Ah, non ce l'ho? Si fondono... Ah. Ah, perché è l'effetto avanzato. Che cavolaccio è? Allora, se io dovessi spegnere questo effetto, cosa succede? Ah, ho le sferette normali. Se invece io lo accendo, fanno quell'effetto bubble. Forse mi serve Coalescence per avere quell'effetto nero o devo powerizzare? Non me ne frega niente. Ok, quindi vedete voi anche alla fine quando ottenete le cose quasi non ve ne rendete conto, ok? Però adesso Vision è finito e finalmente, ok, tutti questi leggendari sono fatti e finiti. Mi mancherebbe la relic leggendaria. Ok, perché con le espansioni hanno aggiunto che ovviamente la relic leggendaria. E per fare la Legendary Relic
Ok, adesso vi faccio vedere cosa va fatto. Vision l'abbiamo finito, passiamo alla Legendary Relic, ok? Questa qui. Allora, vi serve un Gift of Relics, 25 Mystic Facets, vabbè, dite vabbè, dopo arriviamo a questi numeri. 25 Mystic Clover, fattibili, 150 Globe of Ectoplasm, fattibili, un Gift of Research, fondamentalmente Gold, ma attenzione, 250 Essences of Luck esotica. Ok? Exotic. Attenzione, ne droppate una ogni morte del Papa. Poi, di nuovo un Gift of Condensed Magic, un Gift of Condensed Might, ok, e fine. Quindi non serve tantissimo, se non che fare queste 25 Mystic Facets vi servono, attenzione, attenzione, cioè la follia di questo gioco, 6250 Piles of Lucent Crystals. Per fare un Lucent Crystal vi servono 10 Lucent Dust. Per avere 10 Lucent Dust dovete distruggere circa 10 item verdi. Vi volete fare i conti? Vogliamo fare i conti? Ok? Ah, per non considerare il Symbol of Control, Symbol of Enhancement e il Symbol of Pain che vi servono. Ok? No, scusate, quella è per un'altra cosa. Ok, vi servono 10, scusate, Lucent Mote per fare un Lucent Crystal e ve ne servono 6250. 6000 per fare i 25 Mystic Facets. Per fare un Mystic Facets, ok, vi servono questi materiali qua. Sì, per fare il tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, esattamente, ma sai quanti tavoli faccio da un albero? Qui vi serve una foresta per fare uno stuzzicadente e dovete fare una scatola di stuzzicadenti. E questa è la filosofia che c'è dietro, per carità, raffinazione dei materiali, tutto quello che dice, ah, ma Virus è un leggendario. Certo, certo, ma io sto giocando a Guild Wars 2, non sto giocando a Korean, Generic Korean MMO 32, ok? Ecco. E questa è NCSoft, per dire. Queste cose non devono esistere, io devo fare attività divertenti per ottenere queste Mystic Facets, non devo fare farming allucinato, ok? Per arrivare ad avere quei materiali là. Un po' li sto facendo, ok? Perché un po' li sto facendo, un po' farmate gold e li comprate. Ecco Andrea, il discorso, paghi e li compri, perché sì, questi li paghi. Ok? No, ho sbagliato. Perché sì, questi li puoi comprare per denaro sonante. Perché potete comprare le Lucent Mote, potete comprare i Pile of Lucent Crystal. Ok, guardate 250, vi costano 27 gold. Ok? Se volete fare il crafting di base, non so neanche quanto vi conviene. Ok, una Mystic Facet vi costa 94 gold. 94 gold. Se volete comprarle tutte 25, siete pronti? 2378 gold. Ok? 2000. Lo lascio proprio qui di lato. Perché io, dopo il farming, dopo quello che ho giocato, vedete adesso qui ho ancora robe da distruggere, e disfare, adesso grazie a Dio sono riuscito anche a liberarmi un po' di spazio nella banca materiali. Io a questo punto, dopo mesi e mesi e mesi di farming occasionale, non nulla di intrippato, ok? Ne ho questi più altri due, quindi potrei farne, dopo mesi, potrei farne due di quei cosi e quindi potrei risparmiare questi gold qui. Poi me ne mancano altri 23 da fare. 23 da fare. La cosa pazzesca è che uno dei motivi per cui ho deciso di quittare Guild Wars 2 appena finirò queste cose qua, ok? È che se voi aveste fatto prima dell'uscita di Secret of the Oscure anche solo il crafting di una runa leggendaria, questo item
il gioco ve l'avrebbe dato a gratis, completamente a free. Io chiamo queste cose truffe. Truffe, è una truffa questa cosa qua. Io non lo sapevo, ok? Ho cominciato a fare queste cose dopo. Avrei potuto fare tranquillamente il crafting di una runa leggendaria e beccarmi un item che costa 2378 gold, senza considerare tutto il resto, completamente a gratis. Chi è che lo sapeva questa cosa? I dev e i loro amichetti. Ok? Perché questa cosa è stata detta dopo. Chi aveva magari fatto la runa se l'è trovata a caso, ma chi lo sapeva veramente erano i dev e i loro amichetti. Non si fanno cose del genere, ok? Quindi uno si fa un mazzatarallo così per arrivare di sto e gli altri si trovano gli item leggendari consegnati completamente a gratis per aver fatto un'altra minchiata di item leggendario, che era proprio una minchiata l'altro item leggendario. Vogliamo andare a vedere cosa serve per fare una runa leggendaria, ok? Cosa vi servono? Vi servono un po' di gold, ok? 50 Mystic Aspects, ok? Show Base Ingredients, vi faccio vedere quanto costa, 2 gold e 55, ok? Sono un centinaio di gold, ok? Per fare questo. 20 Mystic Clover che li fate in un attimo, ok? 100 Globe of Ectoplasm che li fate in un attimo, 50 Obsidian Shard che sono praticamente item free, 50 Provisioner Token che li farmate anche se non volete o li comprate, e dopo un semplice Gift of Condensed Might e Gift of Condensed Magic. Chi ha fatto questo item prima di sotto, ok, si è trovato un attimo, scusate, si è trovato questo item consegnato a gratis in inventario, ok? Sinceramente ragazzi, una cosa mi ha fatto girare parecchio i maroni, ok? Parecchio. Non commento oltre, ma è stata una cosa veramente orrenda che ha fatto ArenaNet. Orrenda. Vuoi fare un regalo? Va bene, fallo. Dagli un po' di item per aiutarli nel crafting. Non chiedermi 6250 pile di Lucent Mote per far sta menata qua. Ok, che non sono 6000, sono 6250 per 3. Eh sì, Lena, assolutamente, assolutamente. ArenaNet è un'azienda di truffatori, ormai me ne sto rendendo conto. Non voglio entrare tanto dentro questo discorso, ma ne parleremo in una delle ultime dirette, se non proprio nell'ultima diretta, dove daremo addio a Guild Wars 2, perché ne ho fin sopra i capelli che non ho, ok? Ecco, questo per dire. Comunque, tornando a noi, Vision è fatto, ok? Quindi, finalmente scrivere 19.000 era brutto, sì, non so perché li hanno raggruppati così sulla wiki, forse per dare un senso un po' minore di cattiveria, di numeri, ok? Quindi, ragazzi, le rune, torno un attimo di qua, le relic, compratele, tanto le potete mettere, togliere, vi costano 10 gold, chi se ne frega, spendete 10 gold, vi comprate la relic. Ok? Non c'è nessuna quality of life che vi porta ad avere quella runa. A me dispiace buttare via quei materiali, quindi farò magari dei Mystic Facet. E eventualmente quando li ho fatti li vendo per il gold. Cioè, ok, comprate le relic, non fate la relic leggendaria. Non ha nessun senso. È stata una truffa. I giocatori dovevano veramente tirargli il famigerato Storm ad ArenaNet quando è uscita. Perché nella forgia lì è per 4 spazi, quindi si vede che era quello forse. Sì, esattamente. Nella Mystic Forgia hai 4 riquadri, quindi magari devi mettere questo più questo più questo più quello, lo dividono per 4, comunque non lo so, ma io dico solo che è follia. Ci ho dato un occhio, ho detto vabbè, c'è l'ultimo slot, vediamo cosa devo fare per l'ultimo slot, ho visto sta cosa. Cioè, stavo per disinstallare Guild Wars 2 e fine, perché stavo per disinstallarlo completamente. È stata veramente una porcata con la P e anche orcata tutto maiuscolo che ha fatto ArenaNet. Comunque,
finalmente questo ce l'abbiamo. Adesso potrò finire anche magari un altro paio di build. L'ultima cosa che volevo fare, effettivamente, perché mi è saltata un attimo la scimmia, è fare l'armatura leggendaria light per il mio personaggio principale, perché mi sembrava giusto fare questa cosa, quella cosa, quindi mi sembrava giusto. E tra l'altro un'altra cosa che volevo fare era scusarmi di una cosa l'altra volta, perché ArenaNet non mette mai le cose in ordine, ok? Era farvi vedere la vera armatura da PvE leggendaria, ok? Che è la perfect, perché non le mettono mai in anteprima. Perché la vera armatura da PvE leggendaria è davvero bella, c'è poco da dire. Questa è un'armatura che ci sta, ok? Poi si apre, si gira e tutto il resto, quindi voglio dire, ci stanno, le armature heavy da PvE è proprio bella e questa è la versione vera effettiva. L'altra volta mi sono confuso perché ho preso questa perché andando in ordine, essendo che io scrivo da sinistra verso destra, pensavo che, ok, fosse questa perché pensavo che fosse questa qui. Invece è una menata orripilante perché è solo il precursore. Sì, Andrea, sì, purtroppo a Guild Wars 2 è un gioco che gioco da tanto tempo, però sono arrivato veramente all'esaurimento, basta, cioè finirò le ultime cose che devo fare, finisco l'armatura per il mio necro, metterò a posto un attimo due o tre cose e poi ci metto una bella X sopra. Non comprerò Soto, non comprerò Gentil Wilds, perché si rumoreggia già dell'uscita di Guild Wars 3, non darò più soldi a questa azienda, né a NCSoft né ad ArenaNet. Hanno ucciso i due miei MMO preferiti, il primo è stato Lineage 2 all'epoca, il secondo è Guild Wars 2 adesso. Il wokismo è andato fuori scala dentro questo gioco, la gestione di... Cioè, vabbè, ci sono un sacco di discorsi che mi hanno proprio portato alla saturazione. Non è solo un burnout da gioco, anche perché non lo sto giocando poi tantissimo. Nei ritagli di tempo faccio un po' di World v World. E i miei obiettivi me li sono messi, li ho raggiunti praticamente quasi tutti. Ok, la prima armatura leggendaria per i miei PG Eevee, la seconda armatura leggendaria per i miei PG Light che arriverà dopo. Infatti sto farmando un sacco di ticket per, eccoli qua, 7302, mi manca poco per arrivare a solo ponderare il fatto di poter cominciare a comprare tutti i pezzi della Light da World v World. Ho fatto tutti i trinket leggendari, quelli almeno che valgono la relic, no, ok, e quindi sono arrivato al punto di dire ok, basta farci prendere per il culo da un'azienda che non ha nessuna connessione con la realtà. Faccio un esempio, rapid shot su un arco lungo per l'arciere. È una skill che è broken, che è rotta da giorno 1 e ArenaNet non l'ha mai sistemata. Quindi capite il livello di disconnessione mentale che hanno. Non puoi mettere un tiro rapido su un arco lungo che è un arco di 1,50 m, 2 metri, ok? Che fa 120 libre. Non puoi mettere rapid shot su un arco lungo. Sull'arco lungo ha power shot, quindi un tiro caricato molto potente e anche molto lungo con magari il max range 1500, quello che sia. Non puoi mettere rapid shot. Rapid shot va sull'arco corto. Questo è il livello di disconnessione mentale che ha ArenaNet da sempre, solo che ultimamente questa cosa è andata completamente fuori scala. Comunque, adesso che abbiamo fatto questa cosa, ok, dopo tanto crafting e tante chiacchiere che purtroppo non sono entusiasmanti, a me dispiace perché il gioco, il core game è bello, il tipo di combattimento è bello, il business model che hanno fatto è bello, ok? E ci porta a dire, vabbè, ogni tanto magari ci gioco ancora, tanto non è che devo pagare il mensile o quello che sia. Purtroppo, vediamo che siamo messi a BL, vabbè dai, BL abbiamo ancora un po' di spazio. Come non detto, vabbè, sono il primo in coda, vabbè. Lasciamoci là in coda e finiamo il discorso. Tanto, insomma, i primi non dovrebbe volerci tanto tempo. Speriamo. Vediamo map selection, sì. E quindi che cos'è? Anzi, potrei fare così intanto che aspetto il BL. E quindi cosa dire? Dispiace, però alla fine non sono stati in grado di capire la player base, non sono stati in grado di capire cosa dovevano fare per gestire il gioco. Hanno preso la strada
del wokismo rampante, perché se fino a un certo punto si salvavano all'inizio, dopo hanno comunque perso completamente ogni parvenza di oh, mettiamo Vision qui finalmente, customize, siamo su una build Celestial. Ok, anche le build Celestial lasciamo perdere che, vabbè, trovano un po' il tempo che trovano. Adesso siamo a full sbrilluccicosi. Vediamo anche il nostro Revenant come si sbrilluccicosa. Abbastanza simile comunque all'altro PG, come skin e cose. Ok, andiamo un po' a correre in giro con... Cosa possiamo fare? Andiamo ai BL. Ok. E quindi così alla fine quello è un po' il mio discorso. Dispiace, sì, Andrea, dispiace perché il gioco è bello, il gioco è bello, il gioco ha una bella base, aveva una buona filosofia per tante meccaniche. Dopo hanno rovinato tutto. World v World, per esempio, è quello che dovrebbe essere l'endgame di Guild Wars 2, non il PvE. Il PvE non gli frega un cazzo di niente a nessuno. Il PvE è noioso, è monotono, fai sempre le solite 4 hack con i soliti mob. Sei lì con questo snowball di personaggi a fare meta, a fare questo. Il PvE è quello che dicevi te, è un lavoro di farming, grinding completo e totale. Almeno nel World v World puoi andare ad attaccare i castelli. Non hanno mai sistemato né potenziato questa meccanica, non hanno mai aggiornato le mappe, hanno perso un'occasione grandiosa. Guild Wars 2, ricordiamo, un gioco che non ha il Guild vs Guild ufficiale all'interno del gioco, non c'è il Guild vs Guild ufficiale dentro Guild Wars 2. Io vado in pizzeria e trovo solo piadine, panini, bruschette, pasta asciutte, bistecche, ma non fanno le pizze. Cioè, le pizze sono quelle che ci tirano a noi al portafoglio. 20 euro per una skin. Cioè, capisco che non so l'abbonamento mensile e magari qualche soldino gliel'ho anche dato io in gemme per comprarmi, sapete, quegli item di quality of life che effettivamente possono essere anche utili e comodi. Se il gioco vi piace, qualche soldino ce lo investite, non c'è niente di male in questa cosa. Ma quando il gioco diventa una roba del genere, vi passa anche la voglia. E quindi tutti gli esperti di marketing non capiscono la psicologia del giocatore, perché non sono giocatori, è gente che clicca cacate online, che guarda le porcate di grafici di dati estrapolati da Facebook, dai social. Un attimo ho colpito il microfono, dai Facebook, dai social. Non capiscono i giocatori, non sono giocatori, non capiscono che se tu fai il tuo lavoro fatto bene non hai problemi. Il giocatore il soldino te lo dà perché si diverte. Se il giocatore non si diverte, allora devi spremerlo. E allora devi fare le espansioni dove mettere le classi avanzate, le armi OP e tutte quelle cose lì. Vabbè, non voglio dilungarmi troppo su sto discorso. Finiamo un attimo questa battagliola qua in World v World, poi vado a chiudere Guardate quanta gente che ha praticamente il mio stesso setup, o comunque sta dimostrando, guardate, leggendari. Conflux. Lui ha praticamente il mio stesso setup senza vision, può essere? Sì, capite? Ormai tutti i giocatori stanno avendo queste cose, ma com'è che c'è una così alta quantità di giocatori con i leggendari? Perché non è difficile farli, è solo questione di tempo, uno. Due, ci sono tutta una serie di, diciamo, modalità truffaldine con cui voi potete effettivamente ottenere questi item. Ok, perché? Perché potete ottenerli così semplicemente, senza grossi sforzi, senza grossi problemi, è solo farming. Adesso scusatemi un attimo, c'è il disastro, ok? Questo è il World v World, per dire, ok? Poi vabbè, c'è un po' di roaming in giro, potete fare un po' di PvP in qua e là, ma fondamentalmente questo è il World v World, ok? L'80% del World v World lo passate con un com a fare queste cose qua. Divertente. All'inizio magari può essere anche simpatico, magari lavorate sul vostro DPS, sulla vostra build da Zerk, cose del genere. Niente da dire. Ma dopo un po' diventa che duballe. Ok? Dov'è che diventa divertente? Quando magari ci sono le battaglie campali, esercito contro esercito. No, non ci sono, perché sono una balla di giocatori contro un'altra palla di giocatori.
è un grumo di player contro un altro grumo di player, e quelli che hanno i trainer migliori vincono, quelli che hanno la squadra composition migliore vincono, non c'è tattica, non c'è per non so magari i front line e gli arcieri dietro e tutte quelle cose lì, non c'è un cacchio di quella roba lì. Vediamo se il commander ha intenzione di andare con... No, scappa, c'è una bella battaglia là da fare, quella no, scappa. Perché? Perché scappiamo? Perché scappiamo? Andiamo a combattere contro gli altri giocatori. E questa è la cosa bella e divertente. No, i commander scappano. Poi anche qui ci sarà tutto un discorso da fare su tante cose, ok? E purtroppo, per concludere un attimo anche il discorso con Andrea, sì, il gioco era bello. Il gioco ha il suo valore e il suo tutto quanto, ok. Dentro e fuori per non farti vedere, capirai, ok. E Guild Wars 2 è il nuovo Metin 2 alla fine. Dobbiamo vederla così. Oh, guardate che bella. Adesso che cos'è? È questa bolla di giocatori, comunque tanto moriremo, lo so già. E è quella bolla di giocatori comunque contro quest'altra bolla di giocatori. Gli healer che curano, è tutto AOE, tutto AOE. Healer che curano ad aria, gente che fa danno ad aria, non so neanche cosa sto facendo. Adesso magari cambiamo in Jalis, cerchiamo di taggare più cicciopanzi possibile, ok? No, ho sbagliato, adesso mi tirano fuori perché ho perso contatto col mio healer. Questi sono una marea di gente, sono più di noi e qui finisce la battaglia, ok? Fine. Ok, si torna al punto di respawn, ok? Eppure ne abbiamo di puntini, eppure loro si vede che ne hanno di più, non lo so. Ok, guardate, hanno arato praticamente completamente tutta la nostra squadra e tutti i nostri compagni. Perché fondamentalmente è un gioco di numeri. È un gioco di numeri. Più siete e più la vostra squadra è sgrava, più fa quelle cose lì. Quindi se trovate per esempio un comandante che sta girando con una squadra composition fatta bene, non ci state dietro neanche morti, anche perché quella squadra composition fatta bene, andate a trovare Tai Cheater là dentro. Mm. E non vado oltre, e non vado oltre. È impossibile trovarli lì dentro. Ne vedete che girano in qua e là, ma lì dentro non li beccherete mai, neanche i dev li beccano là dentro. E tanti sono dev, ok? Apro e chiudo. Comunque così, dai ragazzi. Allora, Vision è finito, armatura leggendaria l'abbiamo fatta, armi leggendarie non le farò mai, forse può essere che ne comprerò una se proprio mi gira di buttare via un po' di soldi prima di chiudere qua, tanto un po' di soldini li ho, e via. Le relic, compratele al trading post, non fate la relic leggendaria a meno che pian pianino vi fate i facet, ma non ha nessun valore, non ha nessun senso. Cioè, i materiali e quello che dovete fare per ottenere quell'item lì, no, no. Se anche voi dovesse saltare lo schizzo di matto, prima il backpack, prima lo zaino, poi i 2 anelli, nel frattempo questo che tanto è free, e poi con calma come ultimi 2 fatevi questi. Nel frattempo, in una modalità di gioco che non fate, tipo il PvP, vi fate l'armatura leggendaria. Ok? Questo consiglio mio spassionato su come procedere se proprio volete farlo. Ma non fatelo, perché tanto Guild Wars 2 è un gioco morto. Il goal l'abbiamo più o meno ottenuto, mi manca solo l'ultima armatura che farò con calma e via discorrendo. Nelle prossime dirette dedicate a Guild Wars 2, cosa penso di giocare dopo? È una gran bella idea. Con gli MMO io purtroppo ci ho un po' litigato perché sto guardando Ashes of Creation, ma è il solito business model pay to play, là, che cos'è, pagamenti mensili e cose del genere, un business model che non mi è che non ho mai digerito, e di questo appunto ne parlerò nell'ultima diretta anche di Guild Wars 2, perché effettivamente è un punto di forza il business model di Guild Wars 2, c'è poco da dire, è un buon business model. È un ottimo business model secondo me, cosa che tanti altri dev non hanno capito e hanno avuto paura di implementare. E quindi probabilmente, essendo che ho anche purtroppo molto poco tempo ultimamente, gli MMO vanno già fuori il mio range di tempo che posso giocare. Ho un giochino pronto
interessante da portare in canale per le dirette successive a Guild Wars 2. Sarà un po' una sorpresa, quindi come sempre like and subscribe, accendete la campanellina perché purtroppo non posso andare in diretta molto spesso, ma quando ci andrò ci sarà anche un giochino nuovo appena faremo l'ultima diretta dedicata a Guild Wars 2. Perché? Perché saluteremo questo MMO che ci ha accompagnato per tanto tempo. Ciao Virgi che mi saluti al telefonino, ti chiamo fra un attimino perché siamo proprio in chiusura. E quindi dicevo, Guild Wars 2 ci ha accompagnato per un bel po' di tempo, abbiamo avuto le nostre avventure, anche i nostri momenti belli, perché comunque c'è da divertirsi dentro Guild Wars 2, non è che non ci sia divertimento, il problema è che non è stato in grado di svilupparsi nella direzione che a me sarebbe piaciuta. Mentre posso pretendere che un gioco venga fatto sulle mie idee, però sulle idee mie comunque di tutta la community che c'era, e uso volutamente il passato, che c'era dentro questo gioco, perché la community che è rimasta, lasciamo stare, di una tossicità inimmaginabile, inimmaginabile. Quindi questo per chiudere un attimo la diretta di oggi. Quindi Vision l'abbiamo finito, tutti gli altri leggendari ormai sono qui belli e pronti per essere non usati perché, ok, come vi dicevo, andrò a finire la prossima armor per il mio main che sarebbe il Necro. Proverò un po' così a random magari qualche altro giocatore eventualmente, poi vedremo, ma diciamo il grosso del tempo ormai è finito per me dentro Guild Wars 2. Ho fatto quello che dovevo fare, ho visto quello che dovevo vedere, le espansioni non mi interessano assolutamente, tanto le storie fan cacà e altre cose non è che mi interessa vedere, i leggendari li ho fatti, quindi più o meno il gioco l'ho esaurito. Sì, 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 capisco, esattamente. Perché? Perché comunque aver fatto tutto un set di armatura leggendaria, tutti i trinket leggendari a parte la relic, comunque non è poco. Comunque non è poco. È tanto tempo, è tanto tempo. Ehm, sì. Diciamo che Guild Wars 2, a differenza di altri giochi, vi consente di arrivare a avere gli item leggendari, quindi il top di gamma degli item, delle armature, di tutto quello che sia, ok, senza richiedervi 5 o 6 anni. Però attenzione, un anno e mezzo, due, ce lo spendete qui, ce lo spendete, qui dietro ci sono anni di farming. Sì, beh, è questo quello che dicevo, Indrasen. Il percorso per ottenere questi oggetti dovrebbe essere un percorso divertente in cui condividiamo eventi con altri giocatori, in cui ci facciamo un mazzo a tarallo per finire i dungeon, per distruggere boss o cose del genere. Cioè, dovrebbe essere una cosa divertente, difficile, ok? Divertente da fare con altri amici, con altri giocatori, con quello che sia, non mero brain dead farming. Quindi è un po' così. Giustamente Elena, hai ragione, è ora di chiudere il discorso perché dopo sennò io vado a dilungarmi e non è un po' il topic di questo video. Preparerò una diretta dedicata al saluto mio a Guild Wars 2 come diciamo contenuto anche da portare in canale perché bisogna cambiare a un certo punto e il prossimo gioco lo vedremo in annuncio proprio bam annuncio della diretta e lo vedremo sparato là. Per il resto siamo riusciti a fare quello che ci eravamo previsti di fare. Vision è fatto, abbiamo il PG che palle adesso, ok, perché abbiamo il nostro personaggio pieno de balle, ok, Coalescence non lo farò mai e neanche le versioni avanzate di Aurora e di Vision. Questo detto, questo è fatto tanto funzionano tanto quanto, questo è... oh, eccolo qua, sì, questo detto, questo è fatto, ok, qui ci siamo, Virus 101, sapete che faccio schifo nei saluti finali, quindi vi saluto, vi do la buonanotte, grazie a tutti per aver seguito questa diretta, come al solito like and subscribe se vi è piaciuto il contenuto, anche se non vi è piaciuto like and subscribe lo stesso, tanto male non fa, e... vi saluto tutti quanti, vi auguro la buonanotte, ci vediamo alla prossima diretta e niente, Virus 101, Transmission out.